Salvatore Architravo, buongiorno, il nostro Napflix, il nostro giovane che conosce tutta la musica napoletana. Sei pronto a sentire questo pezzo che ho trovato, poi a fare una ricerca e a dirmi se esisteva o se è un inedito di Ottavio Buonomo? Va bene, ascoltiamo. Sentiamo. Si chiama Usacic il pezzo, ecco. Però io so di chi è. Mezze che sta caspite colite, tu mangi tutte le giorni scaurate, ma tengono una siccia preparata. No, vabbè, e che facesse per tu fa mangiare. No, vabbè, ma se non giorni chista, mi scordo che stai a dieta, o pigli con due rete e te la giambucca. Cioè, perdiamo tutto. Perdiamo tutta Posillipo, via Petrarca. Tutta via Mazzini di Caserta. Sono sicura che ci scommette, sono sicura. Causa se ci pigli in cura, non appena vai a provare. In cura, la cura. Cura, la cura. Architravo, ti sento sconvolto. No, vabbè, se vogliamo anche nella macchietta c'è sempre una... Sempre. Una metafora sessuale in tutte le macchiette. E tu pensa alla Panzè, quella è proprio la regina delle canzoni, diciamo, dei doppi sensi. Ah, che bella Panzè che hai! Ma anche in Agata, guarda, stupisci. Lo so, ma noi abbiamo una tradizione storica importante. Fai una ricerca su questo pezzo, sapere se è antico. Va bene, faccio una ricerca. Potrebbe essere dei primi del Novecento, tanto da che mondo è mondo Usacic c'è sempre stata, credo, no? Ecco. Stiamo parlando di Giacomo Usacic come si niente fosse, non fa niente. Vabbè, perdonami, però se anche è la canzone napoletana in tutto. Ascolta, ti puoi anche rifiutare, sdegnato, dici io mi rifiuto di fare questa ricerca sul Saciccio, ma io ti posso pure capire, ecco. Che fai? Accetti? Assolutamente, faccio questa ricerca. Un poco senza genio, però vabbè. Vabbè. Ok, grazie Salvatore, tra poco sapremo le origini di questo pezzo. Buongiorno a il nostro Salvatore Architravo. Salvatore, come stai? Buongiorno, tutto bene. Allora io ti ho sottoposto una canzone, non so se tu risentiamone un pezzettino, vai. Hai trovato qualcosa, Salvatore? Dovrebbe essere dell'autore, Apicella. Hai visto? Lo sapevo, io ce l'ho addirittura, guarda. Dimmi. Che ha riportato in auge negli anni, tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, un genere che era, diciamo, dormiente dall'epoca della macchietta. È vero. A lui si devono tanti testi anche con le metafore eccetera, però siccome parliamo di Sacic che è il tema principale, sottopongo anche due cose che sono molto più antiche, e cioè c'è sta una scenetta di Giuseppe De Laurentiis che si chiama Usacic a Suprassat del 1930, ovviamente in napoletano, e un'altra canzone di Pitone e Nicolò del 1945 che si chiama Usacic Americana. Usacic Americana la devo andare a sentire. Vabbè. Aspetta, fammi sentire 30 secondi questa però. È diventata secca annanzi a rete, ma para da volella ballava, smettele questa dieta, che ride ma piacere, prova molto a rete, poi mi farai sapere, Usacic da fa male, sienta a me. Mamma mia ragazzi, va bene, allora sei stato bravissimo, allora Usacic Americana e Usacic a Suprassata. Se volete approfondire sul tema canzoni dedicata a Usacic. Grazie Salvatore Architravo, un abbraccio. Buongiorno a voi, buongiorno.